è di proprietà di IPAV, che sta per Istituzioni di Pubblica Assistenza Veneziane. È un ente pubblico dalla quale è nata anche Fondazione Venezia Servizi alla Persona, che gestisce operativamente questi siti. La Scala è il principale, che abbiamo riaperto nel 2016, grazie appunto ad IPAV, e poi anche gli altri siti, che sono il complesso dell'Ospedaletto, l'Oratorio dei Crociferi, la Chiesa delle Penitenti e la Chiesa delle Zitelle. Sono quindi 5 gioielli, come li chiamiamo noi, gioielli nascosti di Venezia appunto, che cerchiamo di far riconoscere al pubblico, grazie appunto anche al supporto dell'ente proprietario. Per la costruzione si sono ispirati evidentemente sia alla parte rinascimentale, che abbiamo tutti presente la Torre di Pisa con questa appunto conformazione simile, ma anche proprio alle torri bizantine. Queste torri bizantine erano tipiche torri di avestamento di epoca appunto bizantina, che ancora oggi si trovano in parte nel territorio veneziano, ed avevano questa forma appunto cilindrica e con tutti i motivi diciamo di mattoni a vista. La Scala infatti, con questo contrasto tra appunto pietra d'Istria molto bianca e mattoni, ricorda appunto un misto tra epoca rinascimentale e epoca medievale bizantina, tipica del territorio locale. Questa scala a chiocciola poi prende il nome di Bovolo, perché in dialetto Bovolo significa chiocciola, e quindi ha dato proprio l'appellativo alla famiglia Contarini del Bovolo, perché le famiglie Contarini a Venezia avevano parecchi rami, e quindi per distinguerle in un certo senso avevano preso l'appellativo del Bovolo. Diciamo che la zona è un po' come tutta Venezia, chiaramente questa era la zona più centrale, quindi più richiesta, ed era anche diciamo posizionata in una maniera come palazzo molto centrale, perché siamo equidistanti dalla piazza, quindi da San Marco, che era il luogo politico e culturale della città, ma anche da Rialto, quindi il luogo economico per eccellenza, ed era una posizione molto ambita, di origine trecentesca, quasi della fine del 200. Inizialmente era della famiglia Morosini ed era stato costruito come Casa Fontego. Casa Fontego appunto, come dice il nome, era una casa proprio per immagazzinare le merci, quindi comoda anche con il canale che si trovava direttamente dall'altro lato del palazzo.